Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, Virtual Skipper 5, raga, partiamo con la coppa. Allora, mettiamo regole tattiche, quindi già una bella difficoltà, e lunghezza gara breve. Sì, perché sennò media è già troppo lunga. Vai, andiamo di Italia, speriamo di non partire subito Brasile, dai, in gara combattuta. Vediamo se becchiamo tanto vento o poco vento. Forza 6 nuvoloso. Mamma mia. C'è un bel po' di vento ragazzi, 26 nodi, con tanto vento è difficile, cioè è facile perché vai veloce, però è difficile perché basta una piccola cavolata e ce l'hai in quel posto. Siamo contro il Brasil, la ra 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 ra, du Brasil. Neanche la prepartenza è solo di un minuto. Guarda già come corre, Dio santo. Giriamoci. La partenza, lo sapete, è fondamentale ragazzi. Di andare così. Dai vecchia mia, dai. Ecco qua, come la vera Louis Vuitton Cup. Mi ricordo. America's Cup. Il Brasile parte in vantaggio. Non avevo dubbi. Ok. Quindi per guardare quella cazzo di schermata là di... quella visuale dall'alto mi sono inculato la partenza, sono un deficiente. Non siamo messi proprio benissimo, Vediamo. Insomma, va bene, dai. C'è ancora tempo. Anche se la regata è breve, ho tempo di recuperare. Il radar dà ancora il Brasile in vantaggio, ok. Però se sto correndo bene, dai. Ok, adesso l'Italia prima, dai ragazzi. Bisogna partire bene in questa Coppa America. Piano, piano, perché a questa velocità, con questo vento, basta poco per mandare tutto a fanculo. Ok, siamo davanti al Brasile. Sulla carta comunque la nostra barca è favorita, dobbiamo essere sinceri. Vai di spinnaker. Non voglio rischiare di far cagate, quindi lo vado a mettere dopo, perché sennò basta un attimo, se sbagli la barca va di traverso e ce l'ha in quel posto. Anche il Brasile mi sembra indietro comunque. Su qua io provo sempre, non sempre con la freccia rossa, così è un po' un rischio perché basta un attimo per capovolgere la barca, però chi se ne frega. 15 secondi di vantaggio. E dovrei tagliare, provare a fare meno strada. Sono abbastanza tranquillo, ho un buon vantaggio. Vai di fiocco perché ricordiamo che sono sopra 18 nodi. Non mi posso girare finché c'è lo spinnaker, che rischio di mandare a fanculo la barca. Occhio, piano, piano comandone, piano, non aver fretta. Siamo là, il Brasile sta recuperando di brutto, però. Il Brasile, infatti è in vantaggio il Brasile adesso, però adesso l'Italia, vediamo di quanto siamo in vantaggio. Di 8 secondi, è praticamente un cazzo, mamma mia. Che regata subito così, però adesso stiamo prendendo bene, dai. Ok. Speriamo in qualche erroretto del Brasile.
Questo gioco mi piace un casino, cioè pensa che mi ha dato un messaggio anche il buon medico, ho scritto dove ho comprato il gioco perché è interessato anche lui, vediamo di fare qualche regata online, speriamo, se non tira pacco quello stronzone. Andiamo piano, piano comendone, ok perfetto. Ho preso una traiettoria molto esterna, però vediamo di prendere parecchia velocità adesso. Però il Brasile sembra correre. Beh ragazzi che ci giochiamo tutti a andare davanti. Devo girare la boa in testa, se no so cazzi. E non posso neanche permettermi di colpirlo perché se no becco la penalità. Oh merda. Momento un po' delicato. Ve l'ho detto ragazzi, le regate sono tutte toste in coppa. Lui sta cercando di darmi la penalità. Merda. Ocio. Non riesco a prenderla io? Bella, e te l'ho data, stronzo. Hai voluto fare il deficiente e adesso la paghi. Un 3,60 per il Brasile, ragazzi. La vittoria è nelle mie mani adesso, eh. Ah, che stupido che è stato. Tanto che sono proprio un maledetto, però, eh. Potevo anche evitarlo se volevo. Il Brasile fa già il giro intorno a se stesso, ma ormai la vedo, cioè non posso perdere questa prima regata. Ok, e che ci siamo. Sempre pianino che non si sa mai, che basta una cappella e sei fuori. Ok. Questa prima regata è dell'Italia che batte il Brasil. Brasil, du Brasil. Grande Italia e vince la prima regata di questa Americas. No, cazzo! No ragazzi, epic fail come indiano. Ho tolto via le mani dal timone. Mamma mia ragazzi, che rischio. Che pippa, mamma mia. Ho tolto un attimo le mani dalla tastiera e ciao. Non abbiamo vinto, manco male. La Germania batte la Cina, la Spagna batte la Svizzera, noi battiamo il Brasile, gli Stati Uniti battono New Zealand, bella, subito USA, New Zealand, la Gran Bretagna batte il Giappone e l'Australia batte la Francia. Nessuna sorpresa mi pare. A parte la Nuova Zelanda che perde, ma dagli Stati Uniti, quindi insomma è possibile. Buono raga, questa prima regata è andata. Adesso vado subito a registrare la seconda, quindi prima e seconda regata subito. Speriamo di portare a casa 4 punti. Raga, un saluto al Comendone. Ciao! PS. Ma quanto bello è stato l'epic fail finale. Che coglionato il Comendone.